stento a credere che siano accadute due partite come quella contro il Camerata e questa del Paolo San Vito. Credo che abbia vinto il calcio, abbia vinto purtroppo alcune cose polemiche, alcune situazioni che ci possono pure stare da ambo le parti. Dico, alla fine io ho un gruppo di ragazzi davvero li ho elogiati perché ho detto a fine primo tempo e là potevamo ribaltare il risultato senza problemi perché avevamo le condizioni per poterlo fare. Avevamo proprio sbagliato l'approccio, probabilmente siamo stati un pochettino sorpresi dalla loro, diciamo, veemenza, loro avevano approcciato meglio di noi sicuramente la gara, ecco, questo va detto. Poi due gol subitanei in 2 minuti avrebbero messo a po' chiunque. Credo che davvero un grande gruppo, dei grandi uomini, quindi ci andiamo a godere ancora di più questo finale, questa finale che credo ci vede protagonisti meritatamente. E quindi faccio un plauso a tutti, sia dell'Accademia, sia della società, questa cornice di pubblico che oggi credo che sia stata degna di un palcoscenico importante. Quindi, credo che abbiamo offerto uno spettacolo degno di questo pubblico, di questo entusiasmo. Quando poi le cose vanno in un determinato modo, sono vincenti, io ho a disposizione dei ragazzi, ripeto, che hanno dato il massimo. Naturalmente nel primo tempo dovevamo correggere qualcosa, poi era solamente una questione di atteggiamento, poi ripeto, gli interpreti c'erano, dovevano solamente cambiare il copione, dove innestare la marcia giusta. Abbiamo imbattato bene la ripresa e lì si è vista la svolta. Poi ripeto, potevamo anche chiudere la prima della partita, ma ormai, diciamo, questo tourbillon di emozioni credo che ci stia regalando delle grandi soddisfazioni, ha fatto un bacio a tutti coloro i quali, gli avversari, e noi insomma abbiamo dato vita a uno spettacolo degno di questo nome. Sappiamo il valore dell'avversario che andremo a incontrare, una squadra che ha trovato sul suo cammino un'altra grande corazzata che il Geraci, quindi probabilmente se non ci fosse stato il Geraci non avrebbe, come dire, fatto questa appendice dei playoff. Quindi sappiamo che ha un valore assoluto, noi su questo lavoreremo sull'aspetto motivazionale da cui traiamo sempre dei suggerimenti, degli spunti interessanti, quindi, e oggi il secondo tempo ne è la testimonianza, quindi siamo lì, ce la giochiamo, andiamo, come dire, a prepararci questa settimana con grande determinazione, grande voglia, così come il nostro solito fare. La partita noi sapevamo che era difficilissima, però ci siamo impegnati al meglio in queste 2 settimane, quella scorsa e questa, per vincere. C'era un unico solo obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima domenica, che c'è un'altra battaglia che ci aspetta. È stato bruttissimo, io all'inizio dalla panchina, ma anche per quelli in campo, è stato bruttissimo vedere questo doppio svantaggio, ma noi in momenti di sofferenza ci uniamo di più e quindi niente, siamo felicissimi e basta. Ora pensiamo subito a domenica.